una malattia bellissima, in realtà è una coordinata temporale, perché sapete che abbiamo la longitudine e la latitudine, a un certo punto della vita la nonnitudine è una coordinata emozionale e temporale ed è il luogo in cui uno finalmente non solo si rilassa ma vede la vita che continua, quindi credo che sia la malattia che consiglio a tutti. Allora, da un lato siamo diventati bancomat oggettivi perché insomma i nostri figli in parte arrancano, perché la crisi economica è quella che è. Dopodiché, se tu sei uno che ha vissuto con un minimo insomma, di buon senso e di riconosci il percorso che hai fatto, non solo puoi non essere rottamato, ma puoi diventare davvero una risorsa, ma non nel senso appunto bancomat, no? Nel senso di esperienza di trasmissione, e quello che puoi fare è quello di, come dire, di aiutare il ciclo, cioè il nipote, il ciclo di vita che arriva ad avere meno inciampi, ma quindi non sostituendoti, ma semplicemente dandogli un po' il soffio giusto perché voli meglio. Porca, questo è difficile perché uno che con i ragazzini è un po' così, credo che sarebbe stato uno che non molto, cioè molto meno, perché io sarei un pochettino eccessivo, meno di me, quindi meno invadente, anche meno presente, però uno con l'occhietto che sta attento, e uno che se qualcuno gli mette a mano fa del male al proprio nipotino, uno che si arrabbia moltissimo, forse più di me.